Ultimamente ho letto un post all'interno del quale c'era scritto l'unico antifurto wireless senza abbonamento. Di questo voglio parlare nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare di una frase estrapolata da un post che diceva testualmente l'unico antifurto wireless senza abbonamento. Vorrei soffermarmi su questa frase che ho trovato così fuori luogo, e anche se mi passi leggermente scorretta dal punto di vista del marketing. Ho già parlato in altri miei video di marketing e ho anche sempre detto che odio il marketing aggressivo, odio il marketing fatto nel modo sbagliato, quello che fa leva su argomenti che in qualche modo aggirano il problema e tendono a portare l'utente a credere a cose sbagliate pur di vendere qualche cosa. Ecco, questo è uno di quei casi, e questa frase che, ripetiamolo, diceva l'unico antifurto wireless senza abbonamento è tendenzialmente sbagliata e tendenziosa. Scusa il gioco di parole. Perché? Perché l'abbonamento è una cosa che possiamo fare che possiamo decidere innanzitutto di fare a nostro insindacabile giudizio per qualsiasi tipo di impianto, per qualsiasi tipo di tecnologia, ma vorrei dire anche per qualsiasi oggetto in ufficio, per la stampante, per il condizionatore, per l'automobile. Allora andiamo a vedere innanzitutto di che tipo di abbonamento possiamo parlare riferendoci all'antifurto. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che ci sono impianti di allarme, meglio chiamarli così piuttosto che antifurto. Ci sono impianti di allarme dati a noleggio, dati in comodato d'uso. Quali sono? Sono in genere quelli forniti da un istituto di vigilanza che a corredo dei propri servizi di vigilanza, quindi l'istituto di vigilanza ti vende un servizio di vigilanza a corredo del quale ti dà a noleggio o in comodato d'uso gratuito un impianto di allarme. E questo è un abbonamento. Voglio fare l'impianto d'allarme senza investire dei soldi, faccio l'abbonamento con l'istituto di vigilanza che mi dà l'impianto di allarme. Un altro tipo di abbonamento è: io ho l'impianto di allarme e faccio l'abbonamento con l'istituto di vigilanza solo per i servizi di vigilanza. Ecco perché allora dovrei dire che ci sono, anzi ce n'è uno solo, a detta di questo post pubblicitario, che dice l'unico antifurto senza abbonamento. Non può essere, perché io posso avere il mio impianto di allarme che funziona stand alone, quindi funziona senza alcun collegamento, me lo compro, me lo installo, o meglio me lo compro, me lo faccio installare e lui funziona. Poi, se voglio, faccio l'abbonamento con l'istituto di vigilanza per i servizi di istituto di vigilanza, oppure me lo tengo e ricevo io
le chiamate, oppure meglio ancora ricevo io le chiamate e lo collego al comando stazione carabinieri o di polizia dello Stato alla necessità. Ma l'impianto di allarme e abbonamento sono due cose che tra di loro non hanno nulla a che vedere, e non esiste l'unico impianto antifurto senza abbonamento. Gli impianti di allarme intrusione o antifurto, che dir si voglia, sono tutti senza abbonamento, ed è sbagliato far passare un messaggio diverso da questo. Spero come sempre di averti dato uno spunto sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!